Sui 2,7 miliardi di euro versati dagli italiani in multe prese per varie infrazioni al codice della strada, oltre 51,5 milioni arrivano dal Veneto. È quanto emerge dall'analisi condotta da Facile.it e Assicurazione.it sui dati 2022, gli ultimi disponibili, tratti dal cruscotto del Ministero dell'Interno e dai verbali delle violazioni nei capoluoghi. Verona, ottava in Italia per introiti incassati, è la prima del Veneto con 15.445.000 euro, seguita da Padova con 13.767.000 euro e Venezia con 9,2 milioni. Poi vengono Vicenza con 5,22 milioni, Treviso con 4,36, Rovigo con 2,88 e Belluno con 689.000 euro, ma la spesa pro capite più alta è stata registrata a Padova, ben 89 euro. I veronesi ne hanno sborsati invece 75 a testa, che scendono a 73 per i rodigini e veneziani, a 72 per i trevigiani. Più prudenti i vicentini, multa media pro capite 64 euro, e i bellunesi 25 euro. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 23 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda le multe degli autovelox e gli autovelox che spesso nell'ultimo periodo vengono abbattuti da una figura ormai leggendaria, colui o colei che viene chiamato Fleximan. Ne leggiamo sulle pagine del Corriere del Veneto nell'articolo in primo piano: i nodi della sicurezza, dagli autovelox multe per 16 milioni, il record a Meolo e Carmignano, il prefetto di Venezia dichiara reato grave abbatterli, servono a proteggere, non a vessare i cittadini. L'articolo è di Michela Nicolussi Moro, ma leggiamo appunto cosa scrive la giornalista. I rilevatori di velocità abbattuti nell'ultimo anno con la stessa tecnica, segati alla base, sono 12, 8 nel Polesine, 1 a Tribano, 1 a Riese Pio X, 1 a Carceri e quello di Passo Giau, e vanno sommati ai 2 presi di mira a Cadoneghe la scorsa estate, ma con modalità diverse. Uno è stato fatto esplodere, all'altro invece qualcuno ha sparato. L'escalation coinvolge pure Emilia-Romagna, Reggio Emilia, Piemonte, Asti e Lombardia, Cremona e ieri Bergamo, dove è stato tagliato il palo del dispositivo sulla statale 42. Gli autovelox installati in Veneto servono a proteggere e non a vessare il cittadino. Colpirli è un reato grave perché sono fondamentali per garantire la sicurezza stradale, avverte il prefetto di Venezia, Darko Pellos. Questa escalation di vandalismi è illegittima e inaccettabile. Ricordo che l'eccesso di velocità, insieme alla distrazione, all'uso improprio del telefonino e ai sorpassi azzardati, è una delle cause delle tragedie sulla strada. Le associazioni in ricordo delle vittime della strada fanno eco al prefetto, dicono: per evitare nuovi vandalismi i rilevatori vanno messi in punti non visibili. Per legge ci deve essere un cartello che ne indichi la presenza e il limite di velocità, ma non bisogna dire esattamente dove sono. E quindi per proteggerli i rilevatori e gli autovelox andrebbero posizionati in alto o nascosti. Questo è il suggerimento del vicepresidente dell'associazione in ricordo delle vittime della strada. Nel frattempo, nei giorni scorsi è circolata la notizia di un PM che starebbe pensando all'ipotesi di apologia di reato per i sostenitori del giustiziere anonimo di Fleximan, che appunto abbatte gli autovelox. Ma sempre sulle prime pagine del Corriere del Veneto, dopo il caso di Bologna, troviamo un articolo dedicato alle cosiddette zone 30, che sono in aumento anche nelle città venete. I comuni lanciano un messaggio a Salvini: qui decidiamo noi, centrodestra e centrosinistra, in questo caso uniti dalle comunità locali, dalle città. Arriva un messaggio chiaro: lo decidono i cittadini, sono i cittadini a volere le zone 30, questo almeno nelle città venete, dove sono state e dove vengono mano a mano attivate. Una misura quindi che si sta diffondendo anche nel nostro territorio. A Verona, accanto ai limiti del centro storico, sono state istituite altre 9 zone a 30 km orari, ad esempio.
L'articolo è di Alice D'Este. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi tornando in un certo senso al tema dei controlli, in questo caso non i controlli sulla velocità delle automobili, ma i controlli sui biglietti nei mezzi di trasporto pubblici. Troviamo una notizia sul Gazzettino che forse potrà preoccupare chi non è abituato a prendere proprio sempre il biglietto. Trasporti, stop ai portoghesi, scatta la stretta sui controlli. Veneto, oggi in Consiglio regionale la legge per allargare la rete degli agenti accertatori. Dopo il Covid meno passeggeri ma aumenta l'evasione tariffaria. Verona ad esempio doppia il dato di Venezia. E c'è anche una curiosità, sono due Chioggiotti e dipendenti entrambi della CTV, i relatori in aula per la proposta di legge per la verifica dei biglietti anche da parte delle guardie giurate. In sostanza i biglietti non saranno più appunto verificati soltanto dal personale della compagnia di trasporti, ma anche, se necessario, dalle guardie giurate. Inoltre i controllori potranno lavorare anche per le altre aziende del gruppo. L'articolo è di Alda Vanzan. La legge appunto è in discussione oggi in Consiglio regionale. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash partendo dall'economia. Imprese, il Veneto arranca e perde quasi 5.000 aziende. La notizia sui quotidiani del gruppo NEM che danno conto del report di Union Camere. Lo scorso anno iscritte oltre 24.701 unità a fronte di 22.401 cessazioni, ma considerando le cancellazioni d'ufficio lo stock è in netta diminuzione. Ma non c'è solo la contrazione del numero complessivo imprese a segnalare una situazione quantomeno problematica per l'economia veneta, c'è anche un dato sul lavoro. Assunzioni under 30 a tempo indeterminato soltanto in un caso su 10. Questo dato è contenuto invece nell'elaborazione del centro studi Corazzin, che lancia l'allarme, dice il Veneto deve essere più attrattivo per i giovani. Nelle attività artistiche e sportive c'è la maggiore percentuale di nuove assunzioni sul totale. La maggior percentuale di assunzioni di persone under 30 sul totale nello stesso settore. Ma voltiamo pagina, sempre in tema di lavoro, ancora sui quotidiani del gruppo NEM troviamo la notizia di un incontro oggi a Padova, il convegno per fare il punto su evasione fiscale e sfruttamento, in particolare nella logistica e lavoro. Infatti è questo il titolo, Focus Legalità di Lega Coop e CGIL. L'associazione delle cooperative e il sindacato sono infatti impegnate da tempo in una battaglia di contrasto ai troppo frequenti casi di illegalità e sfruttamento del lavoro e dei lavoratori nel settore della logistica della nostra regione. Insomma, un appuntamento da non mancare, ma proseguiamo sempre con le notizie flash. Ci spostiamo sul Gazzettino. Liste d'attesa, ULSS e regioni dovranno pubblicare tutti i dati. L'articolo è di Angela Pederiva. I dati sulle liste d'attesa hanno bisogno di più trasparenza, per questo all'ordine del giorno della conferenza Stato-Regioni nella seduta convocata per giovedì figura l'accordo sulle linee di indirizzo che disciplineranno sui siti web delle istituzioni regionali e delle aziende sanitarie i requisiti e il monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi di erogazione delle cure. Sul portale Salute del Veneto attualmente sono presenti i numeri aggiornati a dicembre, differenziati per ULSS e per prestazione, la cui lettura complessiva ieri è stata sintetizzata così dall'assessora Lanzarin. In Veneto sono state azzerate le prestazioni urgenti, azzerati i tempi d'attesa naturalmente delle prestazioni urgenti, quelle a 30 giorni sono scese a 19.000 e le altre ridotte a 32.000, quindi ci sono ancora 32.000 persone in attesa di avere fissata una prestazione a 60-90 giorni. Si tratta comunque di dati giocoforza incompleti che non tengono conto del galleggiamento sulle prestazioni
ad esempio, senza priorità. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia di politica regionale ma anche nazionale, diciamo la questione del terzo mandato, il piano della Lega, leggiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Laura Berlinghieri. Il Carroccio è pronto al blitz con un emendamento da legare al disegno di legge sull'Election Day o sul riordino degli enti locali. Il giorno del licenziamento potrebbe essere deciso entro domani in sede di preconsiglio dei ministri. I quotidiani del gruppo NEM sentono però il segretario regionale di Forza Italia Flavio Tosi, attualmente deputato di Forza Italia, già sindaco di Verona, che dice: sono pronto a candidarmi se il Veneto andrà a Forza Italia, gli uscenti non ci sono dogmi, ho trascorso più di 7 anni in regione, sono un amministratore di esperienza, dice Tosi. A lanciarlo era stato proprio Tajani, il segretario, il coordinatore nazionale di Forza Italia. Potrebbe governare benissimo, aveva detto di Tosi, questo territorio, il Veneto. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia dalle pagine del Corriere del Veneto che riguarda le trivellazioni in Alto Adriatico, trivelle sul delta del Po, ora Pichetto Fratin frena e spinge sul nucleare. Dopo il ministro Urso, l'atomo convince anche il ministro dell'ambiente, appunto Pichetto Fratin, e quindi forse le trivelle in Alto Adriatico possono aspettare, verrebbe da dire dalla padella alla brace, ma vedremo come si svilupperà questo argomento. Gli italiani si sono espressi contro il nucleare in diversi referendum. Leggiamo intanto la dichiarazione del ministro per quanto riguarda le trivelle sul delta del Po. Bisogna vedere, c'è un impegno con la regione Veneto e in più c'è una garanzia, serviranno le autorizzazioni di VIA e VAS, impatto ambientale e valutazione strategica. Insomma, una dichiarazione che poco aggiunge a quello che già sapevamo e che già è previsto per legge. Ma per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.